Cosa rappresenta lo sport nella mia vita? Lo sport è vita. Se non avessi fatto l'atleta sicuramente avrei fatto qualcosa che mi dà stimoli, mi dà grande voglia di vivere, come in realtà lo sport mi sta dando ora. Quello che mi piace fare adesso è proprio quello di sperimentare, di non sprecare nulla. Di non sprecare nulla. Forse se non mi fosse capitato quello che mi è capitato, forse non mi piacerei così tanto. Ma io non la vedo come una botta di culo. Secondo me serve anche un po' di merito, un po' di testardaggine nell'andarci a cercare quel che serve per trasformare quella roba lì in un'opportunità. Un amico proprio recentemente mi ha detto che i sogni si avverano se impari a parlarne. E io quella volta, era la prima volta che parlavo di Tokyo 2020 come sogno e quindi dico perché no? When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Forza Katia, eccola qui che vola tra le curve. Eccola Katia, brava! My father told me. Davvero eroica la prova di Katia Heide, meravigliosa la sua prima medaglia paralimpica, è un bronzo che vale tanto. Ho già pensato ad una meta dopo Tokyo per una probabile vacanza, per un probabile viaggio. Se devo pensare ad un viaggio, vi dico Parigi 2024. Buonasera a tutti. Abbiamo visto delle cose che decisamente ci portano in una dimensione straordinaria, difficilmente misurabile, che è un'esperienza di una vita che praticamente, partendo da condizioni di normalità particolari, direi,
qualche vicenda decisamente fuori programma, oggi rappresenta indiscutibilmente un'eccellenza che aggiunge autentici traguardi a livello mondiale, e non esagero nell'affermazione, a quella che è un'esperienza personale che è decisamente intensissima, per intuibili ragioni, particolare e grande testimonianza di tutta una serie di valori che sono perfettamente in sintonia con il tema di fondo del ciclo di quest'anno, di questi convegni, che in realtà affronta le modalità con le quali un disagio può trasformarsi in una opportunità o personale o perfino collettiva. E credo che la testimonianza di Katia sia onestamente una storia senza precedenti, anche se ogni giorno sono tanti che affrontano percorsi simili e non tutti riescono ad avere soddisfazioni e affermazioni di questo tipo, che sono evidentemente dovute a una tempa particolare, a una fiducia particolare e onestamente alla categoria dei campioni. L'abbinamento delle condizioni definisce un unicum che vale la pena di essere raccontato. È nata nel 1971 a Spilimbergo, ha cominciato la sua vita professionale facendo l'infermiera professionale e praticando risulta discipline varie di atletica. Ma in realtà quella che era un'esperienza normale di milioni di persone a un certo punto ha avuto un blocco, una fase particolare. Qualcuno ha momentaneamente spento l'interruttore e da lì si è dovuti necessariamente ripartire. E abbiamo, guardando i suoi tratti biografici, vediamo che c'è un periodo nel quale si sono verificate le condizioni per portarci qui. E sono condizioni che sono partite dal momento iniziale di disagio. Sarebbe bello che Katia brevemente ci raccontasse quel particolare momento della sua esperienza. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e insomma grazie per l'invito ad essere qua con voi questa sera. Prima di raccontarvi quel particolare, io sono contenta che questa sera questo incontro l'abbiamo iniziato guardando questo video, insomma, che anche se a distanza di 2 anni mi colpisce ancora tanto. Io credo molto nella potenza che le immagini hanno di trasmettere immediatamente il significato di una storia. E quindi credo che quei 5 minuti di video sicuramente vi hanno raccontato di me, forse molto di più di quello che potrò fare io nella mezz'ora, nell'ora che seguirà. In quel video soprattutto si dice che parla di una vita che valga la pena ad essere ricordata. E soprattutto c'è un momento in cui Alex Zanardi, che io ho avuto la fortuna di conoscere, che mi ha davvero trasmesso tanta della sua energia, ad un certo punto dice: devi trasformare quella cosa lì in opportunità. Io devo dire che ho avuto la fortuna di riuscire a trasformare questa cosa qua in un'opportunità. Come? Assolutamente attraverso lo sport. Molto spesso quando i giornalisti mi fanno interviste mi chiedono chi è Katia Ere, e vi garantisco che questa è la domanda più difficile che un giornalista mi possa fare o che una persona mi possa fare, per un semplice motivo, perché credo che racchiudere chi sono in una definizione
significa porre a priori dei limiti e, come avrete capito già dal video, io e i limiti non andiamo affatto d'accordo. E preferisco definirmi come un'anima in continua evoluzione, quasi rivoluzione. E mio marito, che è seduto qua in platea, insomma, lo sa bene. E mi piace definirmi come una donna che ha sovvertito assolutamente tutti i pronostici negativi che gli erano stati fatti. Parlo di pronostici, non pronostico, perché alla fine io sono conosciuta per l'atleta che è andata a Tokyo dopo una malattia muscolare che è arrivata nel 2003. Ma in realtà io ho cominciato a combattere con la vita da appena nata, perché il primo pronostico infausto lo sovverto quando nasco, è all'inizio degli anni 70 perché nasco nell'agosto del 71 e nasco con 2 mesi di anticipo, quindi prematura, sottopeso, con delle difficoltà, in barba a tutti ce la faccio e divento una ragazzina anche piuttosto ribelle e sempre a 100 all'ora. Il secondo pronostico lo sovverto negli anni della giovinezza, quando quegli anni che dovresti ricordare da adulto per la leggerezza, io invece li trascorro peregrinando d'ospedale in ospedale alla ricerca di una diagnosi che mi salvi la vita, insomma. Il terzo pronostico è quello che sovverto proprio nel 2003, quando improvvisamente mi ammalo di una malattia rara, grave, autoimmune, che colpisce la muscolatura e senza lasciarmi nemmeno il tempo di rendermene conto mi fa risvegliare in un ospedale incapace di muovermi, di alimentarmi con dei dolori atroci. Ma quello che questa malattia fa, e che è molto peggio dell'immobilità, è che ti toglie sostanzialmente l'identità, perché comunque quello che c'era prima di quell'esordio di malattia non c'era più. La Katia che c'era prima non c'era più e quel periodo è talmente complicato che quasi quasi mi porta in una specie di stand-by, è come se io schiacciassi un pulsante e metto completamente in stand-by il cervello nell'attesa che tutto magicamente ritorni come prima di quel giugno del 2003. Perché sappiamo benissimo che le cose che non ci toccano o pensiamo che non ci tocchino direttamente fanno meno male. In tutto questo però ho avuto la fortuna comunque di sperimentare lo sport da ragazzina, perché comunque nasco e cresco in una famiglia dove lo sport si respira a 360 gradi. E quindi quando io all'inizio del video dico lo sport è vita, non lo dico, non è un cliché, ma io credo di esserne la prova vivente. E tutto quello che lo sport mi ha insegnato da ragazzina, perché io scelsi più o meno quando avevo 10 anni, è stato quasi come un'esigenza naturale quella di scegliere uno sport che mi avrebbe aiutato a crescere. E scelsi l'atletica leggera come mio fratello, che dovetti abbandonare a 18 anni più o meno perché mi infortunai una caviglia e poi scelsi una scuola piuttosto difficile, quindi dovetti scegliere insomma di abbandonare l'agonismo. Però quello che lo sport mi insegnò da ragazzina, tutto sommato lo ritrovai quando la malattia decide nel 2008 di portarsi via anche la funzione respiratoria, costringendomi all'ossigenoterapia giorno e notte e quindi mettendo davvero in serio dubbio una sopravvivenza, e avevo 30 anni. E lì che cosa succede? Succede che vado a riscoprire proprio quello che lo sport da ragazzina mi ha insegnato. Scopri e coltiva le tue potenzialità, quelle che magari al momento non vedi perché magari non ne sentivi il bisogno, ma che da qualche parte dentro di te ci sono nascoste. E così feci. Per la prima volta dopo tanto tempo ingaggiai una vera e propria battaglia contro me stessa per superare il limite. E il limite era semplicemente superare una fobia atavica dell'acqua che avevo fin da quando ero bambina e che purtroppo mi aveva impedito di iniziare un percorso di idroterapia che era fondamentale per la malattia di cui soffrivo.
E sapete che c'è, che quel limite io l'ho superato, in acqua sono entrata con un fisioterapista che vi giuro ha avuto una pazienza spropositata con me. E quando ho capito che quella paura praticamente era quella che mi teneva legata al letto, ho scoperto che sarebbe stato piacevole e forse stimolante imparare a nuotare. E così ho fatto. E dal momento in cui ho imparato a nuotare, ad un certo punto è stato come alzare di volta in volta l'asticella e quindi anche il nuotare non mi bastava più. È il 2012 e le televisioni italiane trasmettono le Paralimpiadi di Londra e io quel pomeriggio, facendo zapping, mi imbatto in un'immagine che ricordo ancora, che ho ancora negli occhi. È l'immagine di Alex Zanardi, che ha vinto la medaglia olimpica e che solleva la sua handbike al cielo dopo la vittoria. Che cosa mi ha colpito di quell'immagine o che cosa mi ha fatto non cambiare canale? Non è stata la vittoria sportiva, ma è stata la vittoria sul destino e sulla vita. Quelle immagini mie che avete visto sono immagini che raccontano sostanzialmente chi sono oggi, una donna e un atleta, l'una imprescindibile dall'altra. Ma soprattutto io credo che quelle immagini abbiano raccontato la mia vittoria personale sulla vita, al di là della malattia. E quell'immagine, quel giorno, quando vidi Alex, mi trasferì proprio quella voglia lì, la voglia di finalmente di diventare artefice del mio destino, della mia vita e trovare un modo, anche attraverso lo sport, di completamente ridisegnarmi un percorso di vita che non solo mi rappresentasse, ma che mi soddisfasse. E io credo insomma che oggi come oggi, se mi guardo indietro e vedo tutto quello che ho fatto, io credo insomma di esserci assolutamente riuscita. Non lo dico tanto per le medaglie, che effettivamente ne ho avute tante internazionali, anche recentemente mi sono cimentata in uno sport che è il nuoto pinnato e l'apnea e lì sono riuscita a portare a casa 9 titoli del mondo e 9 record del mondo, che solo a sentirmelo dire fa impressione. E quello che mi piace di quello che sto facendo è che comunque ogni obiettivo centrato non è mai un punto d'arrivo, ma è sempre comunque un nuovo punto di partenza. E quello che faccio e quello che riesco incredibilmente a centrare è il nuovo carburante, perché la bellezza di sperimentarmi ogni giorno mi restituisce un'energia che non posso non spendere sperimentando nuovamente. E io credo che questo sia il valore dello sport. Assolutamente sì, ma ti interrompo per fare un attimo una riflessione insieme sull'effetto quasi liberatorio di questo percorso, perché paradossalmente dalla reazione al problema grave con il quale si era costretta a fare i conti, la reazione è stata per cercare di capitalizzare a vantaggio di un'esistenza da ridisegnare, da ricostruire, una passione, un'applicazione che potesse essere giocata a livelli difficilmente pensabili, perché voi sentite parlare con estrema naturalezza di risultati, di record, di medaglie, ma sono quelle eccellenze rispetto a una condizione che ho definito prima di normalità piuttosto straordinaria, perché non sono condizioni normali. C'è una valenza di straordinarietà che aumenta enormemente il livello di eccellenza di applicazioni agonistiche, sportive, atletiche, che sono giocate
senza limiti, l'ha detto lei, senza limiti. E la consapevolezza di poter cercare un'affermazione che, partendo da un limite formidabile, assumesse una prospettiva senza limiti. Questo è liberatorio, questo apre, credo che sia una riflessione che quadra anche con il tema di queste serate di quest'anno, apre di fronte alla prospettiva del superamento anche dei gravami che ci impone anche a volte in modo beffardo l'esistenza, sia a livello sociale che a livello personale. E questo tipo di reazione ci porta a superare perfino le fobie. I risultati sono qualcosa tipo 29 titoli italiani in vasca ottenuti. Sono diventati 37. Bene, non sono aggiornato, ma abbiamo pazienza. Ottenuti da una persona che più o meno a 40 anni aveva ancora la fobia di tuffarsi in acqua. Questa cosa, associata al quadro generale nel quale ci muoviamo, definisse decisamente un'esperienza straordinaria, e quanto la volontà e la determinazione possono andare ben oltre i limiti che ci vengono imposti o dalle convenzioni o dalle condizioni che siamo costretti a subire. E direi che anche è straordinaria, e ci racconterai adesso questo passaggio multidisciplinare, perché alla fine una gioventù con un'attività atletica diciamo interrotta da questioni abbastanza normali tutto sommato, che rilancia rispetto a quello che è accaduto, parte dal nuoto perché il nuoto fa parte di un percorso di liberazione e finisce a portare a casa gli ultimi risultati nel paraciclismo, cioè una multidisciplinarietà straordinaria, con un livello di eccellenza che è pari, se non superiore, a quello che abbiamo appena verificato nel nuoto. Inserita nel contesto, questa affermazione ci definisce un profilo di eccellenza che è straordinario. Qui non parliamo più solo di campioni, parliamo di un insieme di fattori che definiscono una autentica forza che consente di andare oltre. Per cui magari adesso partendo magari dall'incontro al quale aveva fatto già riferimento Katia con Ale Zanardi, magari ci racconti questo passaggio alle ruote praticamente, all'head bike in realtà si chiama quello strumento lì, ecco, e per ottenere risultati che sono diventati mondiali poco tempo fa, ormai un paio di mesi fa, Sì, no. mondiali. E adesso ci continuerà a raccontare la sua esperienza, Katia. Allora, per raccontarvi anche questo, secondo me dovete sapere prima di tutto che uno dei miei pensieri, un pensiero mio personale che è diventato un po' la chiave di lettura per vivere questa mia vita un po' strampalata, un po' al limite o comunque quasi sempre sopra le righe, è un pensiero molto semplice che ho maturato attraverso un percorso di vita che immagino abbiate capito non ha avuto dei periodi davvero molto bui, c'è stato dolore, c'è stata sofferenza, ci sono state difficoltà. Questo pensiero è: se puoi pensarlo, puoi farlo, perché la mente, ma soprattutto il cuore, è in grado di portarti oltre i limiti che difficoltà della vita, il corpo o la malattia ti impone. E guarda caso questo tipo di pensiero era lo stesso che ho condiviso con Alex. Io vi ho detto, sono diventata una nuotatrice agonista paralimpica perché quel pomeriggio del 2012 ho visto lui in televisione e mi ha letteralmente folgorato, la sua energia mi ha folgorato e per la prima volta mi aveva fatto dire, dopo tanti non puoi, no, tu non puoi, dirmi perché no. E così sono diventata un'agonista del nuoto. Il destino, siccome un altro pensiero che ho, ed è proprio stampato nella mia mente, è che le cose che a volte vediamo accadere e ci sembrano accadere per caso, non accadono mai a caso.
e c'è sempre una motivazione che spetta a noi trovare. E, infatti il destino mi fa incontrare Alex una seconda volta. Agosto del 2018 ad una mia cara amica giornalista viene affidato l'incarico di intervistare Alex in occasione del mondiale di paraciclismo che si teneva a Maniago, quindi vicino a casa. Lei mi chiede: mi vuoi accompagnare? Io sinceramente non mi faccio scappare l'occasione di incontrarlo, diciamo, dal vivo, e quel pomeriggio incontro Alex e quel pomeriggio Alex mi scriverà su un libro suo che gli chiedo di autografare: la vita perfetta non è fatta di grandi traguardi ma di grandi tentativi. Sostanzialmente mi stava dicendo quello che stavo cercando di fare io, dei grandi tentativi per rifarmi una vita che mi somigliasse. E siccome le cose non accadono mai a caso, mi viene chiesto di salire su un e-bike, quindi su un mezzo molto simile a questo. Io non sono interessata alla cosa perché mi sentivo già a posto ad aver incontrato Alex ed ero già a posto con il mio nuoto, ma alla fine accetto, forse più per educazione e curiosità che per convinzione, però vi garantisco che dopo le prime pedalate su un mezzo come questo in piazza Maniago, la sensazione del viso, del vento, dell'aria sul viso dopo tantissimi anni mi ha fatto capire all'istante che io da quella bici non sarei più scesa, e così è stato. E così è stato praticamente dalla scoperta del paraciclismo quasi come un trucco, è stato sposare il paraciclismo per una passione incredibile. E niente, da lì è partita insomma la mia carriera agonistica. La cosa simpatica era che qualsiasi cosa io facessi in bicicletta incredibilmente vincevo, ma vincevo certo sì perché il mio carattere mi porta ad applicarmi con serietà in tutte le cose che faccio, prendo sul serio tutto ma sempre col divertimento, e io sono convinta che vincevo perché sostanzialmente la cosa mi divertiva, mi faceva star bene, mi restituiva, oltre al sacrificio mi restituiva davvero tanto. E niente, quindi dalla prima vittoria a diventare, insomma, a vincere un campionato veneto a suo tempo, sono arrivata a vincere le prime medaglie importanti, quindi un primo Giro d'Italia nel 2019, e da lì poi c'è stato il Covid, non dimentichiamo il Covid che per molti è stato terribile per tutte le motivazioni che sappiamo. Per me è stato un momento assolutamente di crescita come atleta, perché comunque durante il lockdown per me, io le mie giornate, al di là del lavoro, perché io ho sempre continuato a lavorare in ospedale, però il resto delle mie giornate le passavo sui rulli e a pedalare, e incredibilmente pedalata dopo pedalata diventavo sempre più forte, finché alla fine del 2020 la nazionale italiana di paraciclismo mi vuole incontrare, mi vede pedalare e all'inizio del 2021 ero in nazionale italiana. All'inizio del 2021 la nazionale mi porta a disputare delle coppe del mondo, dei mondiali, io incredibilmente da perfetta outsider vado invece a podio, e questo mi spalanca le porte del sogno di qualsiasi atleta, ovvero mi spalanca il sogno olimpico, perché a settembre del 2021, anzi il 1° settembre 2021, Tokyo mi permette di realizzare il sogno d'atleta, ma mi permette di realizzare anche davvero una vera e propria impresa, perché riesco a portare all'Italia la 46esima medaglia olimpica, come nel video insomma, che avete visto, e credo insomma che non potessi chiedere più nient'altro dalla vita, almeno fino a quel momento, perché dico purtroppo anch'io come Alex, nel momento in cui mi accingo a
a centrare un obiettivo ho quasi la necessità di volgere lo sguardo a quello che c'è dopo. Quindi ribadisco, io sono felicissima di tutte le vittorie avute, ma semplicemente perché sono il riconoscimento di un duro lavoro, di tanta dedizione e del fatto che ci ho sempre creduto fino al giorno dopo, come mi ha insegnato il mio coach. Però ho anche bisogno di pormi sempre delle nuove mete, dei nuovi obiettivi, perché comunque sono quelli che ci aiutano ad alzarci la mattina dal letto. E credo che non smetterò mai. Io sono anche convinta che quei 9 record del mondo che ho fatto 10 giorni fa sono arrivati perché comunque quello che sto facendo mi fa star bene e ci credo molto, quindi io sono sicura che nel momento in cui ci rendiamo conto che le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri pensieri ci rappresentano, parlano di noi, non possiamo che fare la cosa giusta e quindi anche se non vinceremo una medaglia olimpica, in ogni caso ci avranno portato lontano. Certo, ci avranno portato lontano partendo da alcuni presupposti che mi sono registrato mentre parlava, alcune affermazioni che sono un po' il segno di un'esperienza. Se puoi pensarlo, puoi farlo. Questa cosa è un ammaestramento utile per tutti, non solo per chi è destinato a fare cose straordinarie, anche per le cose di ogni giorno, anche per gli obiettivi apparentemente lontani. Se puoi pensarlo, puoi farlo. È quella linea di pensiero che consente ogni giorno di guardare a quello successivo, immaginando comunque di poter fare un passo avanti anche nelle difficoltà. I grandi tentativi, quindi avere uno stile di vita che comunque rilancia ad ogni passaggio, ma non perché uno non si accontenta, ma perché proprio vede oltre e quindi vedendo oltre sa che c'è ancora qualche cosa da in qualche modo conquistare, anche se questa conquista magari è di dimensioni limitate, non è per forza mondiale, non è per forza eclatante, ma è un segno di un passo avanti e avete sentito raccontare di passi avanti partendo da una situazione eccezionale. Com'è che si vede il mondo da una handbike? Perché tu hai la consapevolezza del mondo visto da una certa altitudine, visto da quella altitudine lì, com'è il mondo? Allora, il mondo nella prospettiva della mia handbike non lo vedo tanto, ma lo sento e lo percepisco. Perché la visione del mio tipo di pedalata è una visione, voi mi potete chiedere come sono le strade del Friuli o dell'estero, io ve le so dire tutte. Mi potete chiedere quante buche ci sono nell'asfalto, io ve le so dire. Se mi chiedete che cosa c'è in giro è un pochino più difficile perché comunque la mia visuale è abbastanza limitata. Però in ogni pedalata che faccio respiro l'ambiente, respiro l'aria che mi circonda. Sento gli automobilisti che a volte strombazzano e non sempre per cortesia. Io credo che non potrei avere visuale migliore, anche se non ce l'ho a 360 gradi, però non potrei averne una migliore. Non serve a vedere tutto, ma serve a vedere quello che richiede. Sì, è abbastanza comprensibile. D'altra parte è quello, diciamo, la lezione è quella di darsi degli obiettivi senza limiti e di non avere la remore a tentare quotidianamente di portare a casa un risultato coerente con gli obiettivi. È riuscita perfino a capitalizzare sulla pausa del Covid, cioè il Covid l'ha aiutata a migliorare le sue prestazioni perché ha potuto affinare una preparazione atletica che a un'età non più giovanissima, perché insomma chi dice la verità lo dà in Dio, consente oggi di portare a casa dei risultati che appartengono sicuramente all'esperienza di pochi. E questo fa la quadra tra la determinazione, l'esperienza particolare, la volontà applicata
al bisogno di andare oltre, che è in realtà alla fine tipico del campione, che in questo caso si cala su una situazione molto più difficile di quella normale, per cui è doppiamente campione, perché è campione nella vita quotidiana, così è campione nella disciplina che fa. A proposito di disciplina, dopo i risultati straordinari del Giro di quest'anno, l'anno prossimo quali sono le cose che abbiamo segnato in agenda? L'anno prossimo è un anno ricco perché è l'anno olimpico e la mia stagione, diciamo, dell'Inbike inizia prestissimo perché ho già la convocazione per andare in Australia a disputare la prima tappa di Coppa del Mondo e si farà a metà gennaio. Quindi farò via 15 giorni in Australia, in mezzo ai canguri. E dopodiché ci saranno le altre 2 tappe che verranno fatte in Europa, entrambe a maggio, e molto probabilmente, non vorrei spoilerare troppo, ma io me lo auguro, la seconda tappa sarà a Maniago. La terza io immagino sarà il Belgio, perché ormai è un caposaldo del calendario internazionale. E dopodiché ci saranno Giro d'Italia internazionale, campionato italiano, l'Olimpiade e il Mondiale. Quindi c'è davvero tanta roba, tanta carne al fuoco. Tanta carne al fuoco. Tanta carne al fuoco. Meritatissimo perché è la famosa affermazione del no limits. Sostanzialmente no limits, non ci sono limiti. Proviamo a uscire un attimo dall'esperienza personale, che potremmo stare qui tutta la sera a sentirla raccontare. Proviamo a immaginare perché dopo un'esperienza così, vissuta altalenando tra grandi problemi e grandi soddisfazioni, però che passano attraverso una straordinaria applicazione e una tenacia non comune, quindi c'è tutto un puzzle di requisiti che quadrano con quello che stiamo ascoltando. Io penso che posso trarre da questa esperienza, semplicemente dall'esperienza, senza enfatizzarla troppo, un messaggio da lasciare ai giovani in generale, a prescindere, e a chi magari sta attraversando a vario titolo e per varie ragioni problemi che normalmente segnano l'esistenza, come quello che è accaduto. Qual è il messaggio molto semplice che si può lasciare alla luce della tua esperienza, che insomma ormai credo che abbia sufficientemente capitalizzato una capacità di reazione, una collocazione, una propria ragione di vita, nuova, ricostruita, perché alla fine abbiamo sentito parlare di questo. Alla luce di questa esperienza cosa possiamo dire ai giovani e ai giovani in relazione alla loro prospettiva quotidiana tra problemi che hanno caratura di vastità sociale che sono globali, quindi non sono i problemi del singolo di ogni giorno, ma sono grandi problemi di trasformazione epocale e di collocazione in questa fase epocale, e contemporaneamente alle considerazioni che si possono fare amichevolmente con uno che sta attraversando una problematica simile o anche solo analoga a quella che è attraversata. Cosa possiamo dire ai ragazzi da una parte e a chi attraversa problemi simili dall'altra? Allora, io vorrei dire in generale, quindi non per forza solo i ragazzi, ma in generale io spero insomma che la mia esperienza non abbia insegnato, perché non mi piace il termine insegnato, ma abbia potuto dimostrare di non aver paura, perché davvero è molto spesso è la paura che ci tiene inchiodati al palo.
e non le difficoltà della vita. E a volte abbiamo proprio paura di mostrarci, di sperimentare, di cimentarsi, ma questo credo che sia legato anche al fatto, diciamo, ai tempi che stiamo vivendo, alla società che ci vorrebbe sempre precisa, perfetta, ma la perfezione forse esiste solo in TV o esiste solo nelle favole, ma la vita di tutti i giorni è tutt'altra cosa, ma è la vita di tutti i giorni che ci appartiene e solamente noi possiamo fare la differenza su come sarà la vita di oggi e di domani, in base alle scelte e ai pensieri che abbiamo. Io non ho difficoltà a dire, ci sono stati periodi della mia vita difficoltosi, dove sarebbe stato più semplice lasciarsi sopravvivere piuttosto che prendere coscienza di quello che stava succedendo. E per un periodo l'ho anche fatto, ma la mia vita e la mia storia di vita e il mio futuro è cambiato nel momento in cui ho deciso di decidere per me stessa, per quella che volevo diventare e smettere di lasciarsi sopravvivere. Quindi la prima cosa che dico è davvero non abbiate paura di provare, di cimentarvi. Al limite non si riuscirà al primo tentativo a fare quello che pensavamo di ottenere, però per come la vedo io comunque avremo, come posso dire, avremo raggiunto uno step successivo, saremo arrivati ad un livello di crescita che ci permetterà di partire per un nuovo tentativo. E la stessa cosa la dico ai ragazzi, perché molto spesso mi viene chiesto appunto di parlare nelle scuole e quello che vorrei che i ragazzi assorbissero è proprio l'immagine come posso dire, di questa vittoria sulla vita, prima ancora che nello sport, prima ancora che nelle cose superflue. La vittoria deve essere nella vita di tutti i giorni. Quindi è questo che mi sento di dire. Non è poco. Io oggi come oggi ho una consapevolezza che non posso fare tutto, ma ho una certezza che quel tutto lo farò nonostante tutto. Perché è vero, è lo sport che è stato la chiave che mi ha aperto la consapevolezza di me stessa, nella mia diversità ma anche nella mia unicità. Ed è quella consapevolezza lì però che ha permesso di fare la differenza tra ciò che la malattia voleva che io fossi, e quindi una malata, una allettata, probabilmente una sopravvissuta, e invece quello che ho voluto diventare io, quella che avete visto lì. Beh, direi che non è poco. Avete ascoltato 2 o 3 passaggi, 2 o 3 affermazioni che sono chiave di lettura un po' di tutta l'esperienza, che si possono tradurre anche in obiettivi condivisibili. La voglia e la capacità di decidere per se stessi, di capire cosa si vuole e decidere di conseguenza, che non è una condizione privilegiata. Ognuno lo può fare da qualsiasi livello in cui si trova, può comunque assumere questo tipo di orientamento, di direttrice di vita e di andare. Proprio perché la vittoria sulla vita non è fatta necessariamente da medaglie e da coppe, che in questo caso ci sono, ma è fatta anche da tante piccole cose che ogni giorno consentono di dire: ho fatto una cosa che ieri volevo solo fare e oggi ho fatto. Questa è la vittoria sulla vita alla fine. E nonostante tutto, il nonostante tutto, affermazione che comunque non mi è sfuggita, ci fa riflettere sicuramente sul fatto che la sua via di fuga è stata saper interpretare alla grande una chiave che era data, che evidentemente girava nel DNA, girava da qualche parte, per cui ad un certo punto è emerso come linea guida e via andare.
Però, nonostante tutto, e qui io direi forse una considerazione che insomma stiamo facendo la valutazione di un ciclo che ha in qualche modo anche considerato la ricaduta sociale e organizzativa rispetto alle problematiche, perché anche le serate che hanno preceduto questa hanno guardato sistemi, soluzioni. Il nonostante tutto vuol dire che ci sono delle difficoltà che prescindono dalla propria disponibilità e dalle proprie capacità, ma ci sono anche delle difficoltà date dal contesto, che solo uno che sa apprezzare l'aria respirata su quel congegno e l'aria che ti viene in faccia, riesce a capire quante porte ha trovato chiuse o semiaperte, o quando il percorso aveva un eccesso di curve dal punto di vista di diventare pericoloso. Per cui io credo che potremmo anche ascoltare, se Katia vorrà raccontarcele, che il mondo non è fatto tutto di rose e fiori e di soddisfazioni, è fatto anche da difficoltà di percorso. Tante. E queste, e anche da percorsi difficili e da difficoltà sparse sul percorso dal fatto che viviamo in compagnia umana e quindi non siamo tutti proprio specchiati. Per cui volessi fare un approfondimento su questo aspetto, forse penso che sarebbe una conclusione abbastanza interessante di questa chiacchierata. Ma le difficoltà che incontro nella vita di tutti i giorni sono un po' le difficoltà che immagino incontriate anche voi, ma in certi casi sono acuite dal fatto che comunque ci sono delle difficoltà oggettive e non tralasciamo il fatto che io non ho avuto un incidente, vi ho raccontato di una malattia e la malattia c'è ancora, c'è tutti i giorni. La malattia mi dà delle ripercussioni anche sull'aspetto, diciamo, alimentare, perché non posso alimentarmi sempre come voglio. Quindi le difficoltà davvero sono tante. Se poi vogliamo andare a parlare anche delle barriere architettoniche quelle ci sono. Vabbè, l'avete visto anche stasera, no? Anche stasera farmi arrivare sul palco non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. E anche quel ce l'abbiamo fatta dimostra che se vogliamo possiamo. Quindi è vero, la vita non... A volte quando la gente mi vede mi è capitato di sentirmi dire ma per te è stato facile perché comunque sei talentuosa. E io quando sento dire è stato facile dico sì, certo, è stato facile perché ci ho messo del mio, ma vi garantisco che non è stato rose e fiori, anzi di quelle rose mi sono spinata talmente tante volte che le cicatrici che ho addosso non le conto neanche più, ma nello stesso tempo quelle cicatrici mi aiutano a capire da dove arrivo, da dove provengo e mi aiutano a capire quanta strada ho fatto. Per cui è vero, sì, le difficoltà della vita quotidiana sono tante, ma se ci fermiamo a considerare solo le difficoltà, io non farei niente, non mi alzerei forse neanche la mattina dal letto. Quindi sì, è giusto considerarle, ma è sbagliatissimo considerare solo quello. Sì, sicuramente, il messaggio alla fine è questo. Le difficoltà evidentemente ci sono, ma bisogna trovare la chiave di interpretazione della propria esperienza, della propria giornata, fatte per superarle, non per aggirarle, ma per superarle, perché la differenza fondamentale sta lì. Per farmi capire, la difficoltà più grande, io la considero, escluse i problemi della malattia, escluse le barriere, escluse le difficoltà nel movimento, eccetera, la mia difficoltà più grande che incontro quotidianamente è quella di riuscire a far combaciare tutti gli impegni che io ho in una giornata, perché come vi ho già detto io sono considerata sì un atleta elite di alto livello, ma purtroppo io per mantenermi allo sport devo lavorare. E la mia giornata inizia la mattina alle 6, io vado a lavorare, lavoro in ospedale, termino alle 13:15, 13:30, ho il tempo di mangiare,
molto velocemente, a volte neanche il tempo di mangiare, e poi subito a fare il primo dei 2 allenamenti della giornata. Io vado a letto la sera a mezzanotte, quando va bene, e non posso dire di soffrire di insonnia, perché come tocco il cuscino, cioè crollo. Ecco, le difficoltà nella mia vita sono quelle di riuscire a far tornare tutti i conti e riuscire comunque a sposare quello che faccio ogni giorno, nonostante tutte le difficoltà. Questo ci riconduce alle 4 parole che abbiamo usato in esordio, parlando di normalità e eccellenza, perché qui c'è una normalità caratterizzata da un percorso quotidiano che tiene conto, come diceva prima, della malattia, chiamiamola così, e però declinate con un'eccellenza di comportamenti, di situazioni, che è una scelta di vita, è una reazione alla stessa malattia, quasi terapeutica, sicuramente terapeutica, è garantito che è la migliore cura che in questo momento viene somministrata, e che consente però di ricondurre i problemi ai problemi dell'azienda alla fine, sono i problemi di far quadrare un'azienda, che sono problemi di una straordinaria quotidianità, sono i problemi di tutti, per cui io credo che le cose che abbiamo sentito raccontare stasera hanno veramente un valore straordinario, e la sintesi della straordinarietà è essere riusciti a ricondurre a un problema di azienda la sintesi delle cose di cui abbiamo sentito parlare, perché quella è la quintessenza della testimonianza, della reazione a una vicenda che sicuramente definire problematica è usare un aggettivo semplicistico, ma che è la firma che si può mettere sotto i discorsi che abbiamo sentito stasera, ed è alla radice dell'eccezionalità delle cose di cui abbiamo chiacchierato. Io direi a questo punto che, se Paolo è d'accordo, potremmo anche però, grazie dell'applauso che ho detto alla nonna Katia, che sicuramente è anche modesta di suo, perché pur consapevole ha un atteggiamento che lei ha Ronde Furlan, per dire la verità. Però immagino che a questo punto magari ci sia qualcuno che vuole fare qualche domanda oppure approfondire qualche cosa sulla quale noi siamo passati di striscio. Per cui se abbiamo ancora qualche minuto per interrogarci. Allora, se qualcuno vuole fare domande, io vorrei fare una domanda, ma prima della domanda una premessa. E poi la domanda. È venuto fuori il termine contesto. Secondo me il contesto è non importante, è fondamentale. Nel senso, faccio un esempio. Se ciascuno di noi va a Palermo e scende a Punta Raisi e magari prende una macchina a noleggio, la prima cosa che fa, apre il finestrino e butta la munnezza, anche se di San Daniele o di Bozen. E viceversa, un palermitano che viene su a Bozen o in Valpusteria apre il finestrino e non butta la carta. Questo per dire che noi non siamo dei monoliti, ma siamo fortemente condizionati dal contesto nel quale viviamo. Per dire cosa? Per dire, e questa è la domanda, è emerso un equilibrio psicofisico, oltre a una determinazione, uno spostamento continuo di limiti. Però in questo equilibrio psicofisico chiedo a Katia Aere, e qui mi viene in testa nel 2017 che è salita su questo palco, ed eri proprio tu, Ceccio, a intervistarla, Federica Angeli, e la domanda è: quanto è stato importante per il tuo equilibrio non fisico ma sicuramente psichico il contesto, e un di cui del contesto in particolare che è tuo marito? Assolutamente pertinente.
Allora, quello affettivo, se il supporto affettivo lei non l'ha nominato. è Questo fondamentale, dispiace. è fondamentale il supporto. Ah, ecco. Allora, e io quello che Paolo definisce contesto, io lo chiamo contorno. E il contorno è fondamentale, è stato fondamentale da sempre, perché comunque mio marito, la mia famiglia d'origine, intendo mia madre, mia sorella, mio fratello, i cognati, i nipoti, l'affetto è fondamentale. L'affetto però non si sostituisce a te stesso. C'è stato un momento in cui la malattia era importante, in cui l'affetto era fondamentale, ma era, non vorrei mi capisse male, però rischiava di remare contro, ok? A volte i nostri cari, per troppo affetto, rischiano di alzare dei muri protettivi che non fanno bene a chi sta male. E all'inizio della mia carriera, diciamo, agonistica, non è stato facile far capire comunque ai miei cari che avevo scelto io quel tipo di vita, perché comunque qui c'è anche il mio fisioterapista che da un po' di tempo mi segue sempre. Allenarsi, fare sport in problematiche come la mia dà dolore, ok? Quindi molto spesso sul mio viso si vede anche la sofferenza, ma è una sofferenza che per me è fondamentale per raggiungere poi quel tipo di benessere. E all'inizio non è stato facile farlo capire al mio contorno, ma con il tempo e diciamo cercando di portare quel contorno sulla strada con me e far capire che era necessario, abbiamo costruito secondo me un connubio che è fondamentale. Loro non vivrebbero senza di me, ma io non vivrei assolutamente senza nessuno di loro. Io nella mia grande sfortuna, io lo dico sempre, io ho avuto la fortuna di trovare persone eccezionali, le persone giuste al momento giusto. Se io, quando è stato necessario vincere la paura dell'acqua, non avessi trovato quel fisioterapista che ha capito la persona, ha capito la paura che aveva, io credo che non avrei mai superato la paura dell'acqua. Se io poi non avessi trovato una persona come la mia coach di nuoto, io non sarei arrivata dove sono arrivata. Se non avessi trovato Renzo, che mi ha accompagnato fino all'Olimpiade ed è stato il mio primo coach di paraciclismo, di bike, io non sarei arrivata lì. O forse ci sarei arrivata perché comunque sono tenace, sono resiliente, ho tante buone qualità. Però ricordatevi sempre che dietro, come dietro ad una persona c'è una famiglia, ci sono gli affetti, c'è un mondo fatto di cari, di affetti. Dietro un atleta c'è comunque quel contorno fatto di affetti che è fondamentale, ma c'è anche una serie di altri affetti che sono quelli che ti aiutano ad essere quello che sei. E quindi mi riferisco al mio coach, al mio fisioterapista, a tante altre, al meccanico, a tante altre persone che comunque hanno cura di me e dell'atleta che sono. In realtà anche se si è degli atleti straordinari, anche se si ha una tenacia fuori misura, anche se si ha una personalità forte, apparentemente forte poi, quella che è la personalità effettiva, noi siamo in grado solo di vedere le manifestazioni esterne, non abbiamo nemmeno la presunzione di vedere oltre, però quello che è importante, ed è anche un altro messaggio che deriva con chiarezza, è che non si è soli, e per fortuna che non si è soli. E io credo che questa sia la migliore conclusione che potevamo dare a questa serata. Io ringrazio personalmente Katia che
insomma è stata qui con me stasera a raccontarsi. Ringrazio tutti per l'attenzione.